Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Imponevano il pizzo ai commercianti durante la festa della Madonna di Capocolonna, in manette e 15 persone arrestate dalla polizia a Crotone. Il procuratore Gratteri: le vittime iniziano a fidarsi di noi. Miravano al controllo del territorio di Bagnara Calabra, creando un clima di terrore nella città, intimidito anche il comandante dei vigili urbani. 10 le persone arrestate dai carabinieri di Reggio. Proteste ad Aprigliano per il temuto ridimensionamento del poliambulatorio. I sindaci della zona incontrano il direttore generale dell'ASP. La Notte della Luna apre la 20ª edizione del Festival delle Invasioni. Molti partecipanti all'appuntamento, esercizi commerciali aperti fino a notte fonda. A 3 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, le squadre calabresi cominciano a disegnare le strategie in vista del prossimo campionato. Il Crotone spera nel ripescaggio, il neopromosso Cosenza alle prese con le riconferme. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque anche ampia pagina di cronaca in apertura del nostro giornale. Iniziamo dall'operazione che a Crotone ha portato all'arresto di 15 persone. Gli indagati imponevano il pizzo ai commercianti durante la festa della Madonna di Capocolonne. Chi non cedeva subiva danneggiamenti e incendi. Questa volta non si tratta di un linguaggio in codice utilizzato per fuorviare possibili intercettazioni. Le salsicce sono proprio salsicce, quelle che i commercianti ambulanti avrebbero dovuto acquistare per rivendere durante i festeggiamenti in onore della Madonna di Capocolonna. Carne e panini in quantità prestabilite e a prezzi maggiorati per far felici le cosche che avevano organizzato il perverso meccanismo a danno dei venditori. Il controllo del territorio a Crotone era ben radicato. Le indagini hanno dimostrato che i componenti del sodalizio esercitavano forti pressioni e richieste estorsive sulle attività commerciali. In caso di resistenze venivano messi in atto danneggiamenti, soprattutto di tipo incendiario. Le intercettazioni hanno consentito di rendersi conto di come gli arrestati imponessero a tutti di pagare anche piccole somme, sottostando i valori della cosca. Noi procura distrettuale di Catanzaro con la squadra mobile siamo riusciti a dimostrare un controllo che c'era da anni relativamente alla distribuzione, anche al dettaglio, anche nella festa patronale di Crotone, che controllavano, non solo chiedevano la tangente in modo sistematico a tutti, ma anche controllavano chi e dove bisognava comprare la carne, dove bisognava comprare il pane. Quindi un controllo asfissiante del territorio che bloccava l'economia della città. Sono 15 le persone arrestate al termine di una complessa attività di indagine diretta dalla DDA di Catanzaro, che ha portato a individuare l'esistenza e soprattutto la riorganizzazione, dopo una serie di operazioni svolte dalle forze di polizia e in particolare l'operazione denominata Old Family, di una cosca dell''ndrangheta legata ai Vrenna Corigliano Bonaventura Ciampà, retta dalle famiglie Barilari e Foschini, con a capo il boss Gaetano Barilari. Non voglio montarmi la testa, ma forse incominciamo ad essere credibili non solo come magistratura ma come forze dell'ordine. Nel corso delle indagini sono stati individuati i presunti autori di un tentato omicidio avvenuto a Crotone nel novembre 2013 ai danni di un noto pregiudicato, nei cui confronti furono sparati diversi colpi di pistola mentre rientrava a casa. L'uomo riuscì miracolosamente a scampare all'agguato, rifugiandosi in un portone. Fatta luce inoltre su una violenta rapina compiuta per finanziare la cosca avvenuta a San Giovanni in Fiore nel settembre 2012 ai danni di una nota gioielleria, nel corso della quale venne ferito gravemente titolare. Il procuratore Luberto affronta il delicato tema della collaborazione da parte delle vittime delle estorsioni. Non si collabora per diverse ragioni, in alcuni casi non si collabora perché c'è da parlare anche di sé e quindi ci sono collusioni inconfessabili, in altri non si collabora perché si teme una risposta in ritardo o ritorsioni. Le risposte sono ormai puntuali, le ritorsioni assenti perché riusciamo a scongiurarle. Questo
deve determinare a quella tranquillità che gli onesti fino in fondo devono avere di prendere l'iniziativa, rivolgersi a noi e consentire loro di risolvere i problemi. E arresti anche nel Regino 10 le persone finite in manette. Il loro progetto era quello di acquisire il controllo mafioso del territorio di Bagnara Calabra con la violenza e con ripetute intimidazioni messe in atto con incendi e colpi di arma da fuoco, in un'occasione esplosi anche in direzione dell'abitazione del comandante della polizia locale. C'è di tutto nell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria e dei carabinieri del comando provinciale della città dello Stretto, che ha portato all'arresto di 10 persone componenti di un'organizzazione spietata che a Bagnara, ridente centro del Tirrenico reggino, ha spadroneggiato per molto troppo tempo. I 10, a diverso titolo, sono accusati di reati di droga, hashish e cocaina, le sostanze trattate, tentato omicidio, minacce, nel mirino sarebbe finito anche un pubblico ufficiale, e continui atti intimidatori. Uno fu compiuto nei confronti del comandante della polizia municipale. I 10, ma probabilmente l'inchiesta è solo agli inizi, avevano deciso di mettere sotto scacco la cittadina. C'è un particolare che inquieta, sebbene situazioni di questo tipo rientrino nella cultura dell''ndrangheta o di chi ambisce a farne parte. Gli indagati, è stato accertato, giravano a bordo di autovetture armati fino ai denti per mettere a segno azioni punitive o per reagire nel caso di intervento delle forze dell'ordine. Tutto questo nella piccola e bellissima Bagnara, nemmeno fosse però la Chicago degli anni 30. Il delirio criminale di pochi, ma sostenuto da chi? Su questo si lavorerà. L'inchiesta, infatti, sembra essere solo agli inizi. La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini sulla vicenda dei 133 precari ASP assunti in periodo elettorale. Finisce tra gli indagati anche il DG Mauro. La vicenda dei 133 falsi precari dell'ASP di Cosenza assunti in concomitanza con le elezioni regionali del 2014 mette nei guai il DG Raffaele Mauro. La Procura di Cosenza infatti ha chiuso le indagini e il manager è finito tra gli indagati per un atto che sarebbe costato alla Regione più di 1 milione di euro. Secondo gli inquirenti le procedure di assunzione sarebbero avvenute in modo irregolare, le domande sarebbero state presentate fuori termine e inoltre mancavano i requisiti per poter accedere al bando. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza aveva coinvolto gli ex componenti della direzione generale dell'azienda, sindacalisti e funzionari della Regione Calabria e anche tutti i precari. Adesso dunque la chiusura delle indagini e la novità è l'iscrizione nel registro degli indagati del direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro, accusato di abuso d'ufficio in concorso con Antonio Perri, direttore del distretto Pollino Savuto, e il sindacalista di Cetraro Franco Mazza. L'ipotesi della procura è che una parte del management dell'ASP di Cosenza, con il supporto di un pezzo del sindacato, abbia creato 133 falsi precari, procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale. Adesso a Spezzano Albanese, nel Cosentino, dove le Fiamme Gialle hanno sequestrato prodotti privi del marchio CE. Eccoli i finanzieri di Castrovillari mentre rovistano fra la merce in un negozio di articoli per la casa di Spezzano Albanese nel Cosentino, gestito da un cittadino cinese. Alla fine delle ispezioni hanno scoperto e sequestrato oltre 1000 prodotti privi delle indicazioni di sicurezza e recanti il marchio CE contraffatti. Circa 800 i prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche, componenti elettrici e piccoli elettrodomestici, giocattoli e altro che, oltre ad essere privi del marchio CE, non riportavano i dati dell'importatore e le previste istruzioni in lingua italiana, dati che certificherebbero la conformità in termini di sicurezza del bene e la sua provenienza, nonché informano il consumatore circa le istruzioni d'uso. L'iniziativa eseguita dalla Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura di Castrovillari si inserisce nei controlli finalizzati al contrasto della contraffazione e alla verifica dei requisiti di sicurezza dei beni di consumo. Il titolare dell'attività commerciale, un cittadino cinese di 48 anni, è stato denunciato a piede libero per tentata frode nell'esercizio del commercio e rischia sanzioni amministrative pecuniarie per circa 4.000 euro. E adesso a Vibo, dove è stato premiato il capo della polizia Franco Gabrielli.
Giunto a Vibo Valentia per ricevere il premio Filangieri, il capo della polizia Franco Gabrielli ha colto l'occasione per riflettere sulle criticità di questo territorio e ribadire il ruolo delle forze dell'ordine che deve garantire sicurezza, ma anche rafforzare la credibilità delle istituzioni. Lo Stato c'è, ovviamente non ci neghiamo le difficoltà. Se noi dicessimo che questo è un territorio scevro da problematiche di questo genere diremmo una cosa non vera, sarebbe un'ulteriore perdita di credibilità. È ovvio che l'attenzione è massima, le operazioni di polizia che si succedono sono la dimostrazione di quanto lo Stato sia presente e di quanto, ahimè, il male, le negatività di questo territorio siano importanti, però credo che questo sia un territorio dove sempre più la società civile sta prendendo coscienza dell'importanza del proprio ruolo e credo che questo sia, insieme a una sempre maggiore presenza delle istituzioni, delle forze di polizia, della magistratura, la ricetta per traguardare una condizione migliore. Un riferimento preciso poi lo ha fatto anche pensando alla situazione limite che si vive nella vicina Baraccopoli di San Ferdinando. Le forze dell'ordine, come io amo dire, molto spesso sono chiamate a porre rimedio a inadempienze di altri. Credo che questa vicenda della Baraccopoli sia una delle situazioni più negative che una società civile, una società democratica possa vivere, perché la condizione delle persone che magari poi sono anche utilizzate non sempre in maniera protetta nel mondo del lavoro, vivano queste condizioni di disperazione, credo che non sia una cosa positiva. Infine, la rassicurazione che l'attenzione della polizia su questo territorio sarà sempre massima. La nostra attenzione sarà sempre massima, ovviamente anche noi scontiamo, e lo diciamo da tempo, gli effetti perversi del blocco del turnover, la senilizzazione delle nostre forze di polizia e quindi quando saremo posti nella condizione di avere risorse adeguate anche e soprattutto da un punto di vista del capitale umano, che poi è il capitale più prezioso che anche noi come forze dell'ordine abbiamo, daremo ulteriori risposte. Proteste ad Aprigliano per il temuto ridimensionamento del poliambulatorio. Poliambulatorio di Aprigliano, pazienti e famiglie sono preoccupati. Mio padre fa il cumuli, mia mamma deve fare varie analisi e cose varie, quindi noi non preferiamo l'accontentino giusto per o si tenga aperto per come è stato aperto. Notizie da ieri che si fanno solo i prelievi, noi non ci stiamo come popolazione, ma non solo io, tutta la comunità, tutta la fascia presilana, tutti i paesi limitrofi, non ci stiamo più. Quale futuro per la struttura? Dall'incontro ufficiale che è avvenuto con i vertici dell'azienda sanitaria provinciale è stata data ampia assicurazione che non verrà chiuso. L'attività che si svolge in questo ambulatorio è prevalentemente di prelievo per monitoraggio pazienti che utilizzano anticoagulanti. Pericolo scongiurato, restano molti dubbi. La chiusura di questo centro non è imminente, ma vi sarà sicuramente un depotenziamento rispetto a questo. Noi qui siamo innanzitutto per cercare di comprendere qual è la reale situazione e di capire qual è poi il processo operativo da dover portare avanti. Quello che noi ci auspichiamo è quello di mantenere operativo con tutti i servizi che oggi sono presenti questo poliambulatorio. Di fatto il poliambulatorio, secondo quanto emerso stamattina nel corso della manifestazione promossa da Idea Libera e PD, verrebbe impoverito rispetto agli standard attuali. E poi c'è un altro aspetto poco chiaro e riguarda l'accreditamento. Come questa struttura nostra accreditata provvisoria, c'è anche quella di Castrovillari, di Acri, di San Giovanni in Fiore e di Paola. Se la nostra non è accreditata, le altre non saranno nemmeno accreditate, quindi chiedo un chiarimento.
Al momento c'è un'unica certezza, il disagio dei malati. Mia mamma è in ossigenoterapia domiciliare. Quando noi si viene qua, qui è più vicino, io abito ad Aprigliano, noi si abita ad Aprigliano, si viene qua, in 10 minuti, un quarto d'ora la mia mamma si sbriga. Se si va a Cosenza o all'ospedale o anche a Rogliano ci vuole un bordello di tempo, mentre qui in mezz'ora siamo a casa. La Giunta regionale, su proposta del Presidente Mario Oliveri, ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. E sono stati presentati a Lamezia gli esiti del bando offerta turistica. Se io sono venuto con ritardo, ci sarà stata una ragione che mi ha imposto questo ritardo. Perché non è che siamo stati sotto l'ombrellone al sole e quindi a farvi aspettare per volontà o per sadismo. Nel chiedervi scusa, di chiedervi un pizzico di comprensione. Perché i problemi, le emergenze sono tante in questa regione e rispetto alle emergenze non si può scappare, va bene? È meglio pigliarsi la responsabilità, chiedendo scusa, di far aspettare e non girare la testa dall'altra parte rispetto alle emergenze. Ma una persona che è in ritardo comunica 2 ore di ritardo. Siccome ero qui alla Cittadella 10 minuti, sì, pensavo, come capita di solito, che si potesse risolvere non in un'ora ma in 10 minuti. Inizia con questo fuori programma la conferenza stampa di presentazione alla Lamezia degli esiti del bando con cui la Regione Calabria punta a finanziare i progetti per il miglioramento e la qualificazione dei servizi turistici e dell'offerta ricettiva regionale. Il governatore, beccato per il ritardo, ha risposto a un uditore un po' adirato per la lunga attesa, ma poi la discussione è tornata sulla retta via e sull'accompagnamento e l'assistenza ai potenziali beneficiari del bando, ma non solo. Nel corso della conferenza si sono trattati anche i punti che riguardano le informazioni da fornire alle imprese escluse sulle modalità di presentazione delle richieste di riesame. Questa è una regione che deve recuperare un gap da questo punto di vista di decenni, non è che siamo qui a dire che questa è un'isola felice. La Calabria è una terra bella ma anche molto amara. Noi stiamo cercando di fare una politica di investimenti che magari vedranno anche in alcuni casi la luce fra qualche semestre o fra qualche anno, però nel frattempo c'è un lavoro di cui coglieremo i frutti. 435 le domande pervenute, ma sono risultate finanziabili 86 totali nei 2 diversi ambiti, il primo sul potenziamento e la qualificazione dei servizi di ricettività e termali, il secondo sul rafforzamento e la qualificazione degli altri servizi turistici. Il finanziamento è pari ad oltre 18 milioni di euro. Il reparto di cardiologia dell'ospedale di Castrovillari ha la casistica più alta in Italia rispetto ad una nuova tecnica, quella del defibrillatore sottocutaneo. L'esperienza è diventata un libro firmato dal direttore del centro, il dottor Giovanni Bisignani. Dedicato a coloro che hanno reso possibile ciò che sembrava impossibile, la dedica del cardiologo Giovanni Bisignani, autore del libro dedicato al defibrillatore sottocutaneo, una nuova tecnica. Qual è la differenza con i defibrillatori tradizionali? Si tratta di un device che protegge dalle aritmie e quindi dalla morte improvvisa, però contrariamente a quanto succede con i defibrillatori tradizionali, questo avviene senza toccare il cuore, quindi senza introdurre fili nell'interno del sistema venoso. È un sistema nuovo che dà delle possibilità importanti. Il volume presentato all'Ordine dei Medici di Cosenza racconta l'esperienza maturata nel centro di Castrovillari diretto dal dottor Bisignani, divisione di cardiologia che rispetto a questa nuova tecnica ha la casistica più numerosa in Italia. Ma quali i vantaggi del defibrillatore sottocutaneo? Il vantaggio sostanziale di questo dispositivo è che non introducendo fili all'interno dell'apparato venoso diminuiscono le infezioni, diminuiscono le complicanze. Ecco perché questo sistema trova indicazione anche e soprattutto nei pazienti giovani. All'incontro ha preso parte anche il vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. A Cosenza la Notte della Luna apre la 20ª edizione del Festival delle Invasioni.
La Notte della Luna ha aperto a Cosenza la 20ª edizione del Festival delle Invasioni, un evento spettacolare che ha offerto ai cittadini e ai visitatori la possibilità di fruire delle opere d'arte disseminate lungo tutta l'isola pedonale in modo insolito, con uno spettacolo aereo prodotto dalla compagnia Stabili e dei Sonics. Una serata che, visto che è dedicata alla Luna, direi magica, perché alla fine penso la magia della Luna racconta tutto. E questa è una bifronte, bifasica, tante cose, che racconta tanto, ed era una di compagnia, di solito anche per chi è solo. Oggi è una linea di compagnia per tutti noi, per stare tutti invece insieme, al di là di tutti gli spettacoli che possiamo fare e creare, i più suggestivi che possiamo immaginare, poi alla fine il grande spettacolo è questa popolazione che ha tanta voglia di partecipare e stare insieme. Per l'occasione sono rimaste aperte fino a notte inoltrata tutte le attività commerciali del centro cittadino. La città risponde benissimo a tutte le iniziative che l'amministrazione fa. Io personalmente sono felice di questa coesione e grande partecipazione dei negozianti e degli esercizi commerciali, che sono sempre più attivi e contenti di fare queste aperture straordinarie proprio per venire incontro alla città e dare un supporto all'amministrazione comunale per questi eventi che sono linfa vitale per il nostro territorio. Il tema della connessione tra le meraviglie delle opere d'arte lungo Corso Mazzini e l'intrattenimento artistico con il coinvolgimento di cittadini e visitatori continuerà domani con Jurassic Mab. E sempre a Cosenza, Villa Rendano, è stato presentato il libro che Franco Pellegrini ha dedicato alla città. Solo andata a Cosenza fra ieri e oggi, una riflessione critica sulla città. Questo è il titolo del volume di Franco Pellegrini, presentato a Villa Rendano. Un titolo che stimola tante riflessioni e una domanda in particolare sul perché l'autore, profondamente legato alla sua città, abbia voluto dare al suo libro un titolo così forte, Solo andata. Il libro si fonda su 3 elementi. Uno è l'elemento sentimentale, che è l'amore, la fedeltà, il legame fortissimo per la mia città. Quello c'era, rimane più forte di prima. Il convincimento, il secondo elemento costitutivo, è che Cosenza e la cosentinità è un valore in sé. Io continuo a sostenere che la cosentinità è un valore ancora più identitario della calabresità. Io mi riconosco nella cosentinità più che nella calabresità. E poi una constatazione di questi 5-6 anni di vita relazionale, professionale, di lavoro, ma anche di donazione alla città, perché questo è il progetto Villa Rendano, donazione alla città, e trovare che vi sono piccoli settori che non hanno mancato di segnalare la propria indifferenza o addirittura marcare la propria ostilità è una cosa francamente che a me non è piaciuta. Mi colpisce sul piano personale e io sul piano personale ho una sola possibilità: cancellare l'idea del ritorno. E siamo allo sport. A 3 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, le squadre calabresi cominciano a disegnare le strategie in vista del prossimo campionato. Meno 3 giorni all'apertura del calciomercato che si inaugurerà ufficialmente il 1° luglio. Tutto quello che avete sentito e letto finora potrebbe prendere corpo con il deposito degli accordi tra società e calciatori o svanire nel nulla, come spesso capita quando le trattative si basano solo su voci, desideri o tentativi di far crescere l'interesse attorno ad un atleta da piazzare. Tutto nella norma e il calciomercato che mai come quest'anno vedrà protagoniste le squadre calabresi, dal Crotone che spera nel ripescaggio in Serie A e si muove con circospezione tentando di trattenere gli elementi utili in entrambe le categorie, lasciando libera qualche casella per eventuali colpi che innalzino lo spessore della squadra, al Cosenza che si affaccia in Serie B e vuole creare un gruppo solido confermando i pezzi pregiati e affiancando loro giovani promettenti e calciatori già a proprio agio con la categoria. In questi giorni l'attenzione degli operatori si è concentrata sui gioielli portati a Cosenza dal direttore Trinchera, tutti pazzi per Luca Palmiero, Gennaro Tutino e Davido Chereche, accostati di volta in volta a squadre di B, di Serie A
o estere. Il dirigente rossoblù farà il tutto per trattenerli e portarli in ritiro a San Giovanni in Fiore. Altra priorità è il rinnovo di alcuni dei protagonisti della stagione appena conclusa, dal capitano Angelo Corsi all'altro esterno Tommaso Dorazio fino al centrocampista Domenico Mungo. Conferme che potrebbero essere solo una formalità, considerato il buon rapporto dei tre con la società e la squadra e l'interesse a cimentarsi in una categoria superiore. Poi ci sono le suggestioni, come il possibile ritorno di Andrea Lamantia o l'ingaggio di un difensore d'esperienza come il cosentino Nicola Belmonte. Suggestioni, appunto, che nei prossimi giorni potrebbero comparire sul taccuino del direttore sportivo o restare nel limbo occupato dalle classiche fake news del calciomercato. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di metincalabria.it. Siamo all'epilogo di questa fase di tempo decisamente fresca e stabile che ha interessato la nostra regione da diversi giorni. Infatti dalla giornata di venerdì è previsto un progressivo aumento delle temperature, che ritorneranno alle medie stagionali favorito dall'avvicinarsi di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Tuttavia i maggiori effetti del suddetto anticiclone si avvertiranno maggiormente all'inizio della prossima settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì cielo poco nuvoloso ovunque, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili piogge su Pollino e Sila. Temperature in ulteriore aumento che ritorneranno più o meno in linea con le medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì mosso il Mar Tirreno con venti moderati dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meti in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.